Allora, buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutti coloro che sono collegati e da subito anche ringrazio i relatori che hanno accettato l'invito a partecipare a questo incontro. Sono Matteo Ermacora, vi parlo, introduco questo momento di studio in veste di membro del comitato direttivo dell'Istituto Friulano di Storia del Movimento di Liberazione e ho il compito per oggi, insomma, di coordinare questo momento di studio dedicato agli scioperi del 1943. Questa iniziativa si iscrive, insomma, nelle attività annuali dell'istituto che quest'anno, insomma, diciamo così, si dedicano anche a ripercorrere alcuni momenti importanti del 1943, quindi diciamo, a ristudiare e a riscoprire alcuni eventi importanti del 1943. 1943 che rappresenta un momento di svolta sia a livello mondiale sia a livello di storia nazionale, un momento decisamente importante, non soltanto per, diciamo così, per i noti eventi del 25 luglio e dell'8 settembre, ma anche perché in Italia, insomma, segna un momento in cui, diciamo così, la crisi della società italiana si fa più acuta e si avvia, o perlomeno iniziano ad emergere in maniera evidente quelli che sono gli elementi di crisi, di distacco della popolazione italiana dal regime. Distacco che, o perlomeno di dissenso, di distacco, che avviene soprattutto i primi a sentire un po' questa crisi sono proprio gli operai, cioè il mondo del lavoro, i lavoratori e in particolar modo l'industria che era coinvolta nella guerra. Qui rapidamente in sede introduttiva, e poi lascerò chiaramente spazio ai relatori, sommariamente volevo indicare alcuni elementi, insomma, che portano a questa crisi, insomma, che accelerano rapidamente questa crisi. Sicuramente i bombardamenti alleati dell'autunno del 42, la crisi progressiva del sistema nonnario che si sente soprattutto nelle realtà urbane, che sono poi sede dei grandi concentramenti di lavoratori, la stanchezza per la guerra, una guerra che diciamo così si evidenzia come fallimentare e il peggioramento generale delle condizioni di vita. A questi aspetti si aggiunge anche, sotto forma di voci, poi come vera e propria, direi, elemento concreto, la sconfitta tedesca, la controffensiva sovietica a Stalingrado e, diciamo così, il fallimento, diciamo, l'inizio del fallimento dell'operazione Barbarossa nazista in Unione Sovietica. Ecco, gli scioperi del 43 sono stati oggetto di studio della storiografia soprattutto negli fine anni 70, anni 80 e sono stati studiati da diversi punti di vista, chiaramente quelli dei protagonisti, dei lavoratori, degli operai, dal punto di vista anche del regime, ma anche del settore industriale, cioè la reazione degli industriali. Ma le questioni storiografiche che all'epoca, insomma, sono state poste erano molteplici, insomma, da una parte la spontaneità e l'organizzazione di questi scioperi, e l'altro elemento sul quale gli storici hanno dibattuto è stato il significato, quale significato dare a questi scioperi di natura economica, essenzialmente economica, richieste economiche, oppure scioperi che avevano una dimensione politica. Ecco, in realtà dobbiamo anche evidenziare alcuni elementi che poi chiaramente emergeranno anche nel corso delle relazioni. Da una parte questo dissenso che nasce dal mondo del lavoro si iscrive all'interno di una mobilitazione bellica e di un regime che in sostanza puntava alla guerra, all'espansione e quindi al nazionalismo aggressivo. Quindi c'è un contrasto molto forte fra la classe operaia e il regime. E sono scioperi che avvengono anche
leggendo proprio le parole d'ordine che innalzano i lavoratori, sono scioperi che avvengono anche proprio contro la guerra, per il pane, per il lavoro, per la pace e la libertà. Quindi è emerge un dissenso esplicito rispetto allo stato di guerra. Stato di guerra che, diciamo così, esaspera o perlomeno valorizza anche la dimensione politica, non solo economica. Così come era avvenuto nel primo conflitto mondiale, gli scioperi in uno stato di guerra non sono mai scioperi eminentemente politici, economici, ma esprimono anche chiaramente una dimensione politica, meramente politica. Le implicazioni di questa, diciamo, di questi eventi, di questa conflittualità sono molteplici per chi studia questi eventi, sia per quanto riguarda l'avvio della resistenza italiana, quindi il movimento di resistenza, sia per quanto riguarda la storia del movimento operaio e sindacale. Così come un altro filone, insomma, di studio molto proficuo è quello relativo anche al ruolo che ha avuto la classe operaia italiana nella società e poi per la lotta per la democrazia. Quindi questi aspetti sono decisamente importanti. Nella giornata di oggi cercheremo anche di esplorare gli scioperi del 43 dando loro un'articolazione territoriale diversa, nel senso che la storiografia si è incentrata soprattutto sugli scioperi che sono avvenuti nel triangolo, giustamente nel triangolo industriale. Oggi cercheremo, partendo proprio dalla realtà del triangolo industriale, cercheremo anche di esplorare realtà diverse nell'ordine, insomma, degli interventi, il Veneto, la Venezia Giulia e infine il Friuli. Quindi cercheremo un attimo di capire anche quanto sia successo e che dinamiche abbiano assunto gli scioperi operai nel nord-est.